6 sfidanti per 6 ricette gourmet con un unico protagonista, l'hamburger. La sede noventana di Cattel ha ospitato questa mattina la quarta tappa, unica in Veneto, di Burger Battle, un format nato nel 2018 e che mette sul piatto una sfida a colpi di buona cucina, tra ingredienti scelti, preparazioni curate e la capacità degli chef dietro le piastre, quanto anche nel sapersi raccontare. Un po' le hamburgerie vengono considerate anche solo come junk food, invece in realtà negli ultimi anni molte propongono veramente degli hamburger di grande livello con buonissimi ingredienti. Ricca la varietà di ingredienti tra cui scegliere, dal tipo di pane alla carne, dalle salse ai contorni, passando per tanta creatività e senso del gusto, mischiando sapori piccanti o delicati, anche con un occhio di riguardo alle tradizioni locali. Importante è la particolarità degli ingredienti che sceglie e anche l'empatia dello chef, quindi anche il modo di presentare la sua ricetta, di argomentarla, di trasmettere la passione che ha nella preparazione del suo hamburger gioca un ruolo importante. Obiettivo che si pone per il presente e per il futuro questa Burger Battle? Di sempre più far crescere anche il mercato degli hamburger, che non siano sempre percepiti come un cibo solo da strada e veloce, ma che esiste anche un hamburger gourmet che vale la pena di assaggiare e di andare a provare in giro per l'Italia. A spuntarla su tutti è stata infine Tatiana Macacaro del locale veronese Burger Rino, che ha proposto una ricetta dalla chiara impronta messicana. L'idea iniziale era proporre il sapore messicano, quindi abbiamo creato ingrediente per ingrediente in modo da riuscire a far bilanciare i sapori, a lasciare il segno. Ecco. Sicuramente l'intensità del sapore è piccante, quindi parliamo di peperoncino piccante, parliamo di tabasco ed era il sapore che doveva arrivare per primo. Poi la freschezza di un guacamole condito con il lime, lo sferzo del formaggio nella salsa e poi comunque questa carne sempre arricchita da un sapore forte del peperoncino. Ora dovrai prepararti per la finale, riproporrete questo hamburger o studierete qualcosa di nuovo ancora? Allora, visto che ci ha lanciato l'inventiva e la nuova proposta, vedremo di stupire con qualche altro sapore.